Mangiapane a battere. Entra in area Lettori, il pallone arriva lì per Stassi. Posizionato la barriera. Finta di Muratore, parte Seiter a giro. Toccato l'incrocio dei pali. Veca. Perrone stavolta anticipa bene, la mette giù, lancia Stassi in campo aperto. Occhio che è passato il numero 9 davanti a Bistretta, la posizione regolare e Stassi sblocca il match. Ben lanciato da Perrone in campo aperto, che stavolta ha gestito alla grande. Capito tutto, con bellissimo velo da parte di Muratore per Veca, inserimento di Colley. Veca prende il centro del campo, l'area di rigore, adesso Stassi. Tiro al volo, si era coordinato bene il numero 9. Stassi, ancora il 9 a passare, va sul fondo, c'è Perrone dentro. Stassi rientra bene, Stassi non la passa, adesso sì verso Colley che svirgola completamente il sinistro dei padroni di casa. Dentro il pallone, Soltolo al centro dell'area di rigore. Antona blocca questo momento di stallo totale e 2-0 per i padroni di casa. Un po' complicato le cose agli ospiti, adesso in questo secondo tempo hanno un compito arduo. Intanto Colley, dato portiere di rigore, a proporre dentro, era già pronto Seiter, poi Stassi a calciare, Bistretta a volare lungo il pallone ancora per Colley. Pallone verso Veca che lotta, passa per il numero 7, poi allarga per il pallone di Muratore che era più forse un cross che un tiro, una cosa un po' a metà. Un fallo di mano gli ospiti. Poi Muratore guarda dentro, propone sul secondo palo l'inserimento di Miceli che cambia fascia di competenza, segna anche lui dopo Antona nel segno dei braccetti gemidi 3-0 sul rimpallo. Poi Colley prende in piedi il suo 10, poi Muratore tacco, bella idea per Mangiapane, finta dentro Colley sinistro, secondo palo per il solito Stassi, killer dell'area di rigore, 4-0 e doppietta. Ne fa ripartire subito Perrone in campo aperto, accelera l'attaccante del Gemini, va a vedere De Gregorio, il pallone arriva per il 24 di rigore, De Gregorio sinistro e miracolo di Bistretta. Scrudato, giro da Colley, si fa vedere De Gregorio, non lo serve il numero 3, si mette in proprio, va da solo di rigore, Colley sinistro alto, gioca bene il 24, il pallone verso il 3, poi Mangiapane deve ricominciare e arriva adesso il triplice fischio del direttore di gara con qualche secondo d'anticipo. Vince il San Giovanni Gemi 4-0 netto sul Fulgatore.